L'Italia Under 19 prosegue il lavoro in vista dei campionati mondiali di categoria in programma a Novara. Dall'8 al 14 settembre i ragazzi guidati dal commissario tecnico Alessandro Bertolucci cercheranno di replicare quanto di buono fatto vedere nell'ultima edizione a San Juan in Argentina. Nell'edizione d'Oltreoceano solamente l'Albiceleste padrona di casa ha fermato gli azzurrini nella finalissima della competizione. A Novara l'Italia se la vedrà in girone con Colombia, Francia e Portogallo. In base al piazzamento nel girone, nei quarti la formazione azzurra se la vedrà con una tra Spagna, Svizzera, Argentina e Cile. Per coltivare il sogno mondiale, Alessandro Bertolucci ha scelto i 12 per Novara. Marco Mugnaini, Ernesto Maggi e Filippo Poletti sono i portieri. Gli esterni Claudio Bracali, Francesco Carrieri, Paolo Colamaria, Francesco Crocco, Giorgio Giudice, Mattia Polverini, Giovanni Tagliapietra, Marco Tomba e Alessandro Uva completano la squadra. La nazionale è già arrivata nelle ultime ore a Novara e si è già allenata sulla pista del Pala Igor. A parlare degli azzurrini è il vice allenatore Mirko De Gerone. Le manifestazioni europee, mondiali, soprattutto a livello giovanile, sono un'incognita. Riservano sempre delle sorprese dei giocatori magari che non conoscevi di altre nazionalità e quindi è difficile fare un pronostico. Noi pensiamo prima a noi stessi, a prepararli come si deve, a farli lavorare come si deve e soprattutto a dargli, diciamo così, quella garra da portarsi in pista per questo mondiale che per loro sicuramente è un'esperienza unica. Abbiamo assieme a loro anche noi tecnici un compito abbastanza arduo e difficile perché la medaglia d'argento conquistata in Argentina, come dici te, è una medaglia storica, però non diamo troppa pressione a questi ragazzi, lasciamoli lavorare tranquillamente, è un gruppo omogeneo. La selezione è stata molto dura perché anche i ragazzi che purtroppo abbiamo dovuto lasciare erano dei giocatori di prospettiva, però siamo fiduciosi, dai.